الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Continuiamo inshallah con la storia di Yusuf alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam, e ci siamo fermati nella lezione scorsa a quando i fratelli di Yusuf alayhi salam lo lasciarono nel pozzo per invidia, poiché loro padre Yaqub alayhi salam amava Yusuf alayhi salam e suo fratello, li amava più degli altri fratelli. Allora per l'invidia, e l'invidia come abbiamo detto porta a grandi crimini, hanno provato a far del male. Inizialmente hanno avuto l'idea di ucciderlo, poi hanno seguito il consiglio di uno dei fratelli dicendo lasciatelo nel pozzo che lo porta via qualche viaggiatore. E così fecero, e Allah subhanahu wa ta'ala disse a Yusuf: لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Gli ricorderai questa cosa che hanno fatto quando non se ne renderanno conto. E lì ci siamo fermati. Poi i fratelli sono tornati dal loro padre piangendo di notte e portarono un vestito macchiato di sangue dicendo al padre: siamo andati a correre fra di noi e abbiamo lasciato Yusuf con le nostre provviste e il lupo l'ha mangiato. E disse Yaqub: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. E qua si impara anche che non farti ingannare da chi piange. Allah Azza wa Jal disse: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. E vennero dal loro padre di notte piangendo, nonostante avessero commesso questo crimine, questa ingiustizia, ma vennero piangendo. Quindi non farti ingannare dalle lacrime. Come si dice? Lacrime di coccodrillo si dice? Ecco. Ma sempre al-hujja wal-burhan, la prova concreta. Bene. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. E ovviamente la storia di Yusuf è un tafsir della sura. Tutta la storia è un tafsir della sura. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا لنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Passò una carovana e mandarono uno di loro a tirare fuori l'acqua dal pozzo, prendere acqua dal pozzo. فَأَدْلَى دَلْوَهُ. Il dalu in arabo è il secchio. Quando tirò sul secchio, Yusuf alayhi salam si appese su quel secchio e venne su quando tirò quella persona. Quando lo vide disse: قال يا بشرى هذا غلام. يا بشرى, che bella notizia, che bella cosa. هذا غلام, questo è un ragazzino. وأسروه بضاعة. Cosa hanno fatto? L'hanno messo insieme alla loro merce e l'hanno nascosto al resto della carovana, come se fosse un loro schiavo che hanno portato con la loro merce, senza dire di averlo trovato. Wallahu alimun bima ya'malun. E Allah Azza wa Jal è sapiente di ciò che fanno. Allah subhanahu wa ta'ala
sta intrecciando tutta la storia. Allah Azza wa Jal vede e sa ed è testimone subhanahu wa ta'ala. Loro hanno nascosto il fatto di averlo trovato e hanno fatto in modo di convincere la gente o mostrato che Yusuf è uno della loro merce, uno schiavo che appartiene alla loro merce. Ma Allah subhanahu wa ta'ala vede e sa ed è sapiente Azza wa Jal. Dice, quindi lo presero con la loro merce. Dice Allah Azza wa Jal, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, e lo vendettero con un prezzo molto basso. Un prezzo di poco valore. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, monete contate, darahim contate, poco o niente. Ibn Kathir rahimahullah riferisce anche le varie tracce su con quante monete l'hanno comprato, ma se per non allungare non citiamo questo. Quindi lo vendettero a un prezzo molto basso delle monete contate. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, l'hanno lasciato andare senza importanza, volevano vincere qualcosina da questo regalo che hanno Egitto, che adesso vedremo chi è. Nelle storie della gente del libro, e come riferisce anche Ibn Kathir, è che quando l'hanno tirato fuori dal pozzo, i fratelli di Yusuf li stavano tenendo d'occhio da lontano, e quando lo presero con loro andarono dalla carovana e dissero: quel ragazzino è nostro, e l'hanno venduto alla carovana. Quindi oltre a buttarlo nel pozzo, hanno venduto il loro fratello con poche monete che si sono divisi. Questo è un racconto riportato dalla gente del libro, è riportato anche Ibn Kathir, ma quello che appare dal Corano, Allahu Azza wa Jalla a'lam, che chi l'ha tirato fuori dal pozzo l'ha venduto in Egitto e l'ha comprato al-Aziz o Misr. E l'Aziz di Misr è il ministro che gestisce lo Stato, che ha il potere nello Stato, l'Aziz di Misr. E l'Aziz deriva dal potente, che ha il potere in Egitto. C'è il Malik, il re, che è sopra tutti, e c'è il ministro. Ecco, l'Aziz era questo ministro. E dice Ibn Kathir, dice Ibn Ishaq, il re dell'Egitto in quei giorni si chiamava Ar-Rayyan ibn al-Walid. E il nome dell'Aziz era Atfir ibn Ruhib, e sua moglie si chiamava Ra'il, figlia di Ra'ail, e il suo nome molto famoso, Zulaykha. E dice Ibn Kathir che era un suo soprannome. Ovviamente su questi nomi li citiamo solo, come si dice in arabo, gli isti'nas, per farci compagnia un po' nella storia, ma sapere il nome con esattezza, se è giusto o sbagliato, non è una cosa che ci cambia nel corso della Misra limra'atihi akrimi mathwah. Quando lo comprò, disse a sua moglie: akrimi mathwah, trattalo bene. Trattalo bene. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Chissà che ci sarà utile o lo prenderemo come figlio. Guarda come ha avuto questa visione di Yusuf futura. Trattalo bene, che chissà che ci sarà utile o lo prenderemo come figlio. E questo fa parte, fratelli, della rahma di Allah subhanahu wa ta'ala per Yusuf, che gli ha dato, chi lo cresce con tenerezza, con tranquillità, con onore, come ha fatto ad esempio con Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, quando sua madre l'ha buttato nell'acqua, come vedremo inshallah, chi l'ha preso? Chi l'ha cresciuto? La moglie di Firaun. E cosa ha detto? وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. فالله سبحانه وتعالى ha fatto scendere il rahma su di Yusuf alayhi salam nel farlo crescere onorato e trattato bene fino a quando è arrivato all'età della profezia. Dice, c'è un bel athar riferito da Ibn Ishaq,
قال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة questa è il firasa, quando tu riesci a capire da dei segni nella persona, riesci a capire qualcosa di quello che avrà questa persona. Non è una conoscenza del ghaib, ma da dei segni nella persona fai una predizione di quello che avrà questa persona. Le persone più forti in questo, dice Abdullah ibn Mas'ud, sono 3 persone. Il primo, il Aziz di Misr, quando ha detto a sua moglie trattalo bene, chissà che ci sarà utile o lo prenderemo come figlio. Poi disse la seconda è la donna che disse a Musa, che disse a suo padre per Musa, ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. La storia di Musa con le 2 donne, quando uno di loro disse oh padre prendilo a lavorare per te, che il migliore che hai preso è il forte, il sincero nel suo lavoro. E disse il terzo è Abu Bakr radiallahu anhu quando lasciò il khilafa a Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. E così Yusuf alayhi salam finì in Egitto. Da Sham finì in Egitto, venduto come schiavo a un prezzo di poco valore e finì nella casa dell'Aziz dell'Egitto, del potente dell'Egitto. Dice Allah Azza wa Jal, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. E così, come abbiamo mandato il Aziz e sua moglie a crescere Yusuf e a trattarlo bene, abbiamo dato a Yusuf la terra, cioè il potere nella terra, come vedremo che Allah subhanahu wa ta'ala gli darà il potere nella terra dell'Egitto. Poi Allah Azza wa Jal, fratelli, dice una frase che è un insegnamento, una ayah che devi sempre ricordarti. Dice Allah Azza wa Jal, Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin akthara an-nasi la ya'lamun. E Allah Azza wa Jal, ghalibun ala amrihi, cioè Allah subhanahu wa ta'ala è capace di fare ciò che vuole. Tante volte noi dimentichiamo questo. A volte vediamo la sofferenza che c'è, o vediamo la debolezza, o vediamo la guerra, o vediamo tante cose che succedono e dimentichiamo che tutto succede per volere il destino di Allah subhanahu wa ta'ala. E se vuole Allah Azza wa Jal fare qualcosa la fa. Wallahu ghalibun ala amrihi. Se vuole fare qualcosa Allah Azza wa Jal nessuno può fermarlo. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Ma la maggioranza della gente non sa. Quando Allah subhanahu wa ta'ala vuole fare qualcosa, prepara gli asbab, prepara il sabab, le cause di queste cose qui. Allah subhanahu wa ta'ala farà arrivare Yusuf a quello che vedremo alla fine della storia, al suo sogno iniziale. Ho visto il sole, la luna, i pianeti che si prosternano per me. Lo farà arrivare a quello. Ma Allah Azza wa Jalla sta tramando gli asbab per far arrivare a questo. E Allah subhanahu wa ta'ala ghalibun ala amrihi. Ma la maggior parte della gente non sa. Poi dice Allah Azza wa Jalla, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. E quando arrivò si rinforzò, arrivò e questa età, come riferisce l'Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi e altri oltre a lui, è la pubertà, si intende quando divenne uomo. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Gli demmo saggezza e quando ha raggiunto l'età maggiore, o meglio diciamo l'età adulta, Allah Azza wa Jalla gli ha dato la sapienza e gli ha dato la saggezza e gli ha dato la comprensione dei sogni. E qui inizia l'ibtila, inizia le prove di Allah subhanahu wa ta'ala per Yusuf alayhi salam. Dice Allah Azza wa Jalla, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. A Yusuf alayhi salam, quando arrivò a diventare un adulto e Allah Azza wa Jal aveva dato a Yusuf una bellezza straordinaria, di cui parleremo fra poco inshallah, una bellezza fuori dal normale, come disse il profeta sallallahu alaihi wasallam nella notte dell'Isra e del Mi'raj, quando incontrò Yusuf disse وَقَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْجَمَالِ, gli fu data la metà. Poi ci sono tanti tafsir di questa parola del Rasul sallam. Il profeta sallam ha detto gli è stata data la metà della bellezza. Cosa significa? Alcuni sapienti dicono tutta la bellezza di questo mondo, metà è stata data a Yusuf e l'altra metà. Posso dire ad esempio a Yusuf alayhi salam è stata data la bellezza e al nostro profeta Muhammad sallam è stata data tutta la bellezza. Con questo significato qui. Alcuni dicono, come ha riferito anche Ibn Kathir, gli è stata data metà della bellezza di Adam alayhi salam. E Adam alayhi salam aveva il massimo della bellezza. Perché? L'ha creato Allah Azza wa Jal con le sue mani. E Allah Azza wa Jal ne sa di più. Quando diventò adulto, la moglie dell'Aziz si innamorò di lui. E dato che era un suo schiavo, ha voluto tentarlo per commettere il fahisha, commettere il peccato con lui. Dice Allah Azza wa Jal وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, e lo tentò colei che era nella sua casa contro la sua volontà e chiuse le porte, si preparò, si abbellì, si profumò, si mise nelle migliori condizioni con cui una donna può tentare un uomo e disse haytalak, vieni. Cosa disse Yusuf alayhi salam? Qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. Guarda Yusuf alayhi salam come Allah Azza wa Jalla lo protegge dal peccato, e Allah Azza wa Jalla protegge tutti gli anbiya dal peccato. Ma'adha Allah, è il mio Signore che mi ha onorato. Rabbi intende l'Aziz, il suo Signore. Mi ha trattato bene, mi ha cresciuto, mi ha fatto abitare nel suo palazzo, mi ha trattato bene, mi ha onorato. Come posso tradirlo? Innahu la yuflihu adh-dhalimun la arra'a burhana rabbih. E anche lui sarebbe stato tentato da lei se non fosse che ha visto un segno del suo Signore. E solo Allah Azza wa Jal sa cos'era questo segno. Nel suo tafsir Ibn Kathir riporta tante parole, tante opinioni di cos'era questo segno che ha visto. C'è chi dice che ha visto l'immagine di suo padre Yaqub che lo vietava e tante altre parole, wallahu a'lam. Comunque Allah Azza wa Jal ha protetto con i suoi segni. Yusuf alayhi salam ha avuto un segno da Allah Azza wa Jal che l'ha protetto dal cadere nella tentazione con questa donna qui. E così Yusuf alayhi salam ha praticato il hadith del Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, quando disse sallallahu alaihi wa sallam 7 tipi di persone saranno sotto l'ombra di Allah Azza wa Jal il giorno che non ci sarà nessuna ombra tranne l'ombra di Allah subhanahu wa ta'ala, cioè il giorno del giudizio. Disse uno di questi, un uomo che viene tentato da una donna di bellezza e di lignaggio, dice io ho paura di Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dice Allah Azza wa Jal, e così allontanare da lui il male
Il peccato, in vero, è fra i nostri servi sinceri. E qua è un segno importante, è un insegnamento importante. I servi di Allah, i mukhlasin, i sinceri, che sono sinceri con Allah, piacere, come qualcosa a cui spinge il nafs, come un sussurro di shaitan, protegge Allah subhanahu wa ta'ala. Perché disse, così per allontanare da lui il male e il peccato, innahu min ibadina al-mukhlasin, come se fosse una causa. In vero lui è fra i nostri servi mukhlasin, sinceri. Dice Allah azza wa jal, واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. Dice Allah Azza wa Jal, e rincorsero la porta. Quando Yusuf alayhi salam vide che questa donna voleva averlo a tutti i costi, corse verso la porta scappando. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ, e lei strappò il suo vestito da dietro. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, e trovarono il suo signore alla porta. La prima cosa che fece lei, subito iniziò. قالت, disse, qual è la punizione per colui che vuole del male per la tua famiglia, per tua moglie, se non il fatto che deve essere imprigionato o una punizione dolorosa? Guarda, subito ha cercato di pararsi. Disse Yusuf alayhi salam, قال هي راودتني عن نفسي, è lei che mi ha tentato contro la mia volontà, mi ha voluto contro la mia volontà. E qua è la parola di un signore contro uno schiavo. Per questo un testimone della sua famiglia, di lei. E come è riportato nelle tracce, era un bambino ancora nella sua culla. Lo fece parlare Allah subhanahu wa ta'ala. E questa traccia è riferita da Abu Huraira e da Hilal ibn Yasaf e dal Hassan al-Basri, il Sa'id ibn Jubair, il Dahhak e dall'opinione scelta da Ibn Jarir al-Tabari. E c'è anche un hadith marfu' su questa versione, che Allah Azza wa Jalla ha fatto parlare questo bambino a testimoniare di quello che era successo. Cosa disse questo bambino? Disse, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Disse, se il suo vestito è stato strappato da davanti, allora lei ha ragione e lui mente. E se il suo vestito è stato strappato da dietro, allora lui ha ragione e lei mente. Perché? Perché se lui stava scappando da lei e lei ha tentato di fermarlo, allora sicuramente il vestito è strappato da dietro. Mentre se era lui che ci provava con lei, la tentava e lei lo rimandava indietro, il suo vestito sarebbe strappato da davanti. Quando l'Aziz vide che il vestito di Yusuf era strappato da dietro, disse, Inna kaydakunna azim. Disse a sua moglie, questo fa parte dei vostri inganni, del vostro male. Inna kaydakunna azim. Il vostro male è grande. Il vostro inganno è grande. Inna kaydakunna. Disse Yusuf, a'rid an hada. Lascia stare questa storia, coprila, non portiamola fuori da qua, copriamola, qui finisce la storia. E tu, staghfiri li dhanbiki, chiedi perdono per il tuo peccato. Innaki kunti min al-khati'in, sei tu che hai sbagliato. Così disse l'Aziz. Per lui questa era
la giusta soluzione? Allahu musta'an. Dice Ibn Kathir, fa un commento, dice ولهذا قال لها بعلها وعذرها من بعض الوجوه لأنها رأت ما لا صبر لها على مثله إلا أنه عفيف نزيه بريء العرض سليم الناحية. Disse Ibn Kathir che suo marito ha risposto così perché l'ha giustificata, perché lei ha visto qualcosa che non poteva fermarsi dall'avere la bellezza di Yusuf, che era una bellezza sopra la normalità, e quindi per questo che ha avuto questa reazione molto calma. Tu Yusuf copri la questione e tu chiedi perdono per il tuo peccato, è finita. L'ha giustificata per questo. Wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Poi però le donne ovviamente non l'hanno fatta passare liscia. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَالَ نِسْوَةٌ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. E dissero un gruppo di donne nella città, la moglie noi le vediamo che è proprio persa, deviata, nel senso, come può permettere a se stessa di volere uno schiavo. Così dissero. Dice Allah Azza wa Jal: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Quando sentì le loro parole e le loro malizie, li mandò a chiamare, fece un invito a queste donne e preparò tutta l'ospitalità e diede ad ognuna di loro un coltello in mano e portò qualcosa che si usa, con cui si usa il coltello, frutta o altro, e mentre tagliavano con i coltelli disse a Yusuf: ukhruj alayhim, esci, vai davanti a loro. E come dice Ibn Kathir, lo preparò, lo abbellì, lo vestì bene, lo fece uscire da queste donne. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, quando loro lo videro come una cosa dalla meravigliosa bellezza, dalla leggiadra bellezza, qualcosa che il cervello umano non può comprendere. وَقَطَّعْنَا, appunto che tagliarono le loro mani senza accorgersi, colpiti, stupiti dalla bellezza di Yusuf. Immagina che ti stai tagliando le mani e nemmeno ti accorgi da quanto sei preso da qualcosa. Così loro si tagliarono le mani senza accorgersi. Il malakun karim. Questo può essere solo un angelo, non può essere un uomo. Dice lei, rispondendo a loro: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. Questo è colui per cui mi avete incolpato. Avete detto che l'ho tentato contro il suo volere, avete detto che mi ha riempito di amore. Questo è quello per cui mi avete incolpato. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, e l'ho tentato contro la sua volontà e ha rifiutato e ha continuato a rifiutare. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. E se non farà quello che gli ordino, verrà imprigionato e sarà fra coloro che verranno umiliati. E le donne dicevano a Yusuf: segui quello che ti dice, fai quello che ti dice, piegati al suo volere,
alla sua tentazione. Ma cosa disse Yusuf alayhi salam? Disse: Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Oh mio Signore, fece dua. Oh mio Signore, la prigione è meglio per me di quello che mi stanno chiamando a fare. Wa illa tasrif anni kaydahun ilayhinna wa kum min al-jahilin. E se non allontani da me il loro male, mi piegherò a loro e sarò fra gli ignoranti. Così Yusuf alayhi salam si rivolse al suo Signore. Però cosa disse? La prigione, sallallahu alayhi wa sallam, è una cosa più che normale, normalissimo. Un rapporto fuori dal matrimonio è diventato una cosa normale ed è zina. Ed è zina. E come molti ahadith è uno dei peccati più gravi o il peccato più grave dopo shirk, commettere zina. Allahu al-musta'an. Perché? Perché il zina distrugge la società, distrugge le famiglie, distrugge l'onore. Disse Yusuf: la prigione ed essere umiliato è meglio per me che cadere in quello che mi stanno chiedendo di fare. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Il suo Signore rispose al suo dua e allontanò da lui il loro male. Innahu huwa as-sami'ul alim. Allah Azza wa Jal sente tutto e vede, sente tutto e sa tutto, subhanahu wa ta'ala. Dice Allah Azza wa Jal: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين. Dice, nonostante questo, dopo quello che videro l'Aziz e sua moglie, per evitare la diffamazione, le parole della gente, Salam incontrò, o erano con lui, alcune persone e fu subito riconosciuto in prigione per la sua adorazione, per il suo comportamento, per il suo timore. E due di questi uomini un giorno vennero da Yusuf. Dice Allah Azza wa Jal: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Ed entrarono nella prigione con lui due ragazzi. Si dice che uno di loro era colui che versava da bere al re. Non so se c'è una parola per questa mansione, Allahu alam. Saqi il-Malik, colui che era adibito alle bevande del re. E l'altro era il Khabbaz, il panettiere del re. Li aveva imprigionati il re per qualche faccenda, qualcosa che era successo. E in una notte ebbero una visione e vennero da Yusuf e dissero: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. Disse uno di loro: io mi sono visto che أعصر خمرا, cioè preparo il vino dall'uva. Aveva l'uva e l'ha preparata, l'ha schiacciata, no? E l'ha versata al suo Signore, come dice Ibn Kathir rahimahullah. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. E l'altro disse: io mi vedo che porto del pane. إنا نراك من المحسنين. Dici del significato di queste visioni, vediamo che sei una persona che compie il bene, sei una persona per bene. Dacci una spiegazione di questi sogni.
Prima di rispondere, Yusuf alayhi salam gira il discorso, prima di dare la risposta, e disse: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. Disse: non vi arriverà cibo che vi verrà donato prima che io vi dica di che cibo sarà, prima che arrivi a voi. E il tafsir di queste ayah, come dicono i mufassirin, c'è chi ha detto il tafsir proprio come del cibo, questo cibo vi arriverà, saprò prima che cibo è e che tipo di cibo è e che gusto ha, prima che vi arrivi. E questo è dell'ilm che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. Oppure il tafsir dei sogni, cioè qualsiasi sogno farete, io ne saprò la spiegazione. E poi è come se Yusuf alayhi salam giustifica questa cosa qui, parlando del Tawhid e del fatto che è un profeta della discendenza di profeti. Dice subhanahu wa ta'ala: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم الله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من. Questo fa parte di ciò che mi ha insegnato il mio Signore. Invero, io ho lasciato la religione di un popolo che non credevano in Allah e che rinnegavano l'akhirah, l'aldilà, e ho seguito la religione dei miei padri Ibrahim e Ishaq e Yaqub, e non fa parte di noi il associare ad Allah Azza wa Jal qualcosa o qualcuno, e questo fa parte del favore di Allah su di noi e sulla gente, ma la maggior parte della gente non ringraziano. Queste furono le parole di Yusuf alayhi salam a queste due persone. Ha ricordato loro il dono che gli ha dato ad Allah Azza wa Jal, che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala, di renderlo della discendenza di Ibrahim, Ishaq e Yaqub, e di averli messi nel Tawhid di Allah tabaraka wa ta'ala. ذلك من فضل الله علينا, fa parte del favore di Allah su di noi. وعلى الناس, il favore di Allah sulla gente. Pensa tu che sei muslim, che Allah Azza wa Jal ti ha reso un muwahhid. Quante volte senti che quello in cui sei, il Tawhid in cui sei, l'Islam in cui sei, è un fadl di Allah Azza wa Jal, un dono, un favore di Allah Azza wa Jal su di te. Quanta gente deviata, persa ad adorare altro, ad associare ad Allah subhanahu wa ta'ala, o ad adorare loro stessi, o persi nella dunya, e Allah Azza wa Jal ti ha reso muslim, muwahhid. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ma la maggior parte della gente non ringrazia. Il ringraziamento di Allah Azza wa Jal per questa ni'ma è di adorarlo come si deve e non associargli niente a nessuno subhanahu wa ta'ala. Facciamo l'adhan, poi andiamo avanti inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. O gente della prigione, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Guarda, Yusuf alayhi salam in questo momento di difficoltà, in mezzo alla prigione, non dimentica il suo fondamentale compito, da'wa ila Allah azza wa jalla. Prima di rispondere alle loro domande dice Arbabun mutafarriqun, tanti signori, tante divinità scollegate fra loro, staccate fra loro, sono meglio o Allah, l'unico che ha il potere e che prevale su ogni cosa? In vero adorate oltre a lui solo nomi che avete inventato voi e i vostri antenati. Allah Azza wa Jal non ha fatto scendere nessuna prova per questi nomi che avete inventato. In il hukmu illa lillah. Quello è la retta religione, la giusta religione. Siratullah il-mustaqim. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ma la maggior parte della gente non sa. Anche in questo momento difficile, Yusuf alayhi salam non ha dimenticato il da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala. E questo deve essere, fratelli, una preoccupazione di ogni muslim, di inserire l'himma, la preoccupazione per la da'wa nel suo cuore e nei suoi programmi, con poco o con tanto, con i vicini prima dei lontani. Da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ci ha reso la migliore ummah, il miglior popolo, non solo per nome, ma dice Allah Azza wa Jal kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ordinate il bene e vietate il male e credete in Allah. Poi Yusuf alayhi salam spiega il sogno che hanno visto. Dice يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Disse, o gente della prigione, verserà il khamr, il vino, al suo Signore, mentre l'altro verrà crocifisso e gli uccelli mangeranno dalla sua testa. Così Yusuf alayhi salam ha spiegato il sogno. Quello che si vede e gli uccelli mangeranno dalla tua testa. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ. Questa è la spiegazione della questione che avete chiesto. قُضِيَ الْأَمْرُ, finita la questione. Poi, infine, disse Yusuf,
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. E disse Yusuf a colui che pensava che si sarebbe salvato di loro due, gli disse: ricordami dal tuo Signore. Quando tornerai dal tuo Signore, dal re, ricordami da lui. Ricordali l'ingiustizia che sto subendo, che sono qui in prigione ingiustamente. Ma disse Allah Azza wa Jal: فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Shaitan fece dimenticare a questa persona di ricordare il suo Signore, di Yusuf, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. E così Yusuf alayhi salam rimase in prigione bid'a sinin. Il bid'a nella lingua araba è un numero che va dai 3 ai 9 anni, o in generale sotto i 10 anni. Questa è ciò che rimase Yusuf alayhi salam in prigione per anni, lì rimase finché la storia prende un'altra svolta quando dell'Egitto ebbe una visione.